Una storia finita, lui che non riesce ad accettarlo, aggredisce l'ex compagna, poi si toglie la vita. È accaduto tra lo scorso fine settimana e mercoledì a Marghera, dove un tempo i due vivevano insieme. 48 anni circa lei, 57 lui, entrambi dipendenti di Veritas in terraferma come operatori ecologici. Si erano lasciati da circa 2 mesi, ma il 57enne non era d'accordo con la fine della relazione e martedì, fosse dopo l'ennesimo diniego, l'ha aggredita con violenza. Dopo averla picchiata avrebbe tentato di strangolarla, ma questa volta l'epilogo per lei è stato diverso da quello di molte altre donne che invece non sono riuscite a salvarsi. L'ex compagno infatti si è fermato prima che fosse troppo tardi. Poco dopo l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre. La donna, originaria di Chioggia ma residente a Mestre, non era in pericolo di vita. I segni di aggressione però erano evidenti, per questo è stata trattenuta alcune ore secondo il protocollo di protezione che si attiva in questi casi, poi dimessa. La segnalazione alla polizia è scattata come da protocollo, ma lei avrebbe poi dovuto sporgere denuncia contro l'ex. Lui invece, dopo aver lavorato quello stesso pomeriggio, non ha più risposto al telefono e il giorno dopo è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Noale. Dopo qualche anno di convivenza in passato, la donna aveva ora deciso di lasciarlo e tornare libera, ma lui avrebbe iniziato a manifestare arroganza nei suoi confronti, fino all'aggressione, che questa volta non si è conclusa tragicamente. Sconcerto nel paese dell'uomo. Non si può dire al di fuori di quello che succede in una famiglia, in una casa, perché chi ha commesso o ha subito sa cos'è successo. Dal di fuori non si può forse dare un giudizio, è inutile secondo me. Non lo so le dinamiche, cioè per quello non mi sento proprio perché ci sono tanti aspetti. Non era amore, è che il mondo va a rotoli.